per soddisfare le più svariate esigenze. Arte e Metallo SRL Arredamenti, via Severi 7, Rubano, Padova, telefono 049 63 59 73. Omnia Web dal 1999 opera con successo nella fornitura di servizi web per aziende. Progettazione e creazione di siti internet su misura per ogni azienda, siti web di presentazione aziendale con catalogo aggiornabile e o interfacciati con il gestionale del cliente. Posizionamento garantito nei motori di ricerca, soluzioni soddisfatti o rimborsati per apparire in prima pagina nei motori di ricerca quando l'utente cerca un prodotto o un servizio da voi proposto. Soluzioni per il mantenimento online, hosting dedicato, housing, server dedicato. Dal nostro partner center di Padova siamo in grado di fornire servizi personalizzati conformi all'esigenza del cliente e dell'obiettivo da raggiungere. Inizialmente il cliente colloquia con il consulente con il quale individua l'obiettivo ottimale, comunicazione, immagine e business che si vuole raggiungere tramite internet. In un secondo step, gli analisti individuano su carta la soluzione migliore per poi produrla a livello di programmazione, grafica e comunicazione. In tutte le fasi il cliente viene messo al corrente di tutti gli step con il quale vengono visionate, accettate o modificate le varie bozze online in area riservata. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito internet www.omniaweb.it oppure chiamate allo 049 89 39 811. Via. Ancora te sei acqua passata ormai. Ho appeso a un chiodo il ricordo che ho di te, non voglio pensarci mai più. E canto e rido, ma per questo non vuol dire che sono felice dentro me. Proibito, ma di notte io mi sveglio e mi accorgo all'improvviso che penso a te. Ricordare ancora te, sei acqua passata ormai. Ho appeso a un chiodo il ricordo che ho di te, non voglio pensarci mai più. E canto e rido, ma per questo non vuol dire che sono.
Scopri la nuova linea di trattamento Dermolab. Amici di Telecittà, benvenuti a una nuova puntata di Padova Gol. Sono le 20 e rotti minuti, qualche minuto di ritardo, ma siamo qui ancora per l'ennesimo lunedì in vostra compagnia, ed è un lunedì che dedichiamo a parlare, per quanto riguarda il calcio veneto, a tutte le considerazioni su quanto accaduto in questo fine settimana, dove il Padova è riuscito a strappare un pari in extremis a Pescara e dove il Cittadella è stato invece raggiunto in extremis a sua volta contro il Livorno. Andiamo subito a presentare i nostri ospiti di questa sera. Saluto il difensore del Padova, Jonas Portini. Buonasera Jonas e grazie di essere venuto. Buonasera. E salutiamo anche Totò Di Nardo, che torna a trovarci dopo un po' di tempo, dopo tante vicende che lo hanno accompagnato in questo ultimo periodo. Totò, insomma, la tua vita è sempre ricca di eventi di ogni tipo. Buonasera. Buonasera Totò. Quindi una puntata assolutamente da non perdere, quella di questa sera. Cominciamo con ricordare che si tratta, quella dei nostri due ospiti, di due giocatori che purtroppo stanno vivendo un momento particolare, tutti e due infortunati, e tra l'altro mi risulta, Jonas, che come mi raccontavi prima della trasmissione vi foste già incontrati in un momento simile a Cesenatico per effettuare la rieducazione, per cui insomma la ruota gira. Sì, un po' di più di un anno fa eravamo tutti e due a Cesenatico per i problemi con i pubalgia, quindi lì abbiamo conosciuti. Totò, per quanto riguarda invece la tua storia attuale in questo momento, trasferimento a Cittadella, quel piccolo infortunio che poi ti ha, come posso dire, disturbato anche proprio alla vigilia della partita contro il Torino, quella lieve ricaduta, poi sei ritornato, hai segnato dopo un anno di astinenza e tante vicende che ti hanno accompagnato, e poi di nuovo a Gubbio, quel maledetto momento attorno al 30° del primo tempo, quando c'è stata veramente quel crack che adesso ti terrà fuori per un paio di mesi. Sì, hai detto tutto tu praticamente. Niente, sono cose che succedono e con tanta fatica ne ero venuto fuori dall'infortunio che mi portavo da questo ritiro. Ho avuto la fortuna di fare l'esordio dal primo minuto con il gol. Iniziavo finalmente a giocare e niente, è successo quello che è successo a Gubbio e niente, rimbocchiamoci le maniche e guardiamo avanti. Ti ho sentito molto giù in queste settimane dopo l'infortunio, un momento particolarmente difficile, anche perché venivi già da una stagione molto complicata, con tanti problemi, con tante esclusioni, con una serie di incompressioni, prima con Calori, poi col fatto anche che è arrivato dal canto, la situazione non è cambiata. Insomma, sono quei momenti in cui uno vorrebbe vedere sempre la luce in fondo al tunnel e alla fine quella luce tarda sempre a vedersi. Beh sì, infatti ne ero quasi uscito fuori, diciamo. Questa è un'altra mazzata che comunque non me l'aspettavo, perché comunque iniziavo a star bene. Come hai detto tu, ho ritrovato il gol dopo tanto tempo, addirittura erano 16 mesi da quel famoso spareggio tra virgolette col Brescia qui a Padova, e niente, è stato un anno un po' particolare per me e adesso continua e io non mollo e ne sono convinto che ne uscirò più forte di prima. Jonas, anche tu di infortuni ne sai qualcosa, e forse sono stati proprio gli infortuni a rallentare il tuo processo di inserimento qui a Padova. Lo scorso anno la pubalgia, poi lo stiramento attorno a gennaio, se non ricordo male, un mese fuori, poi ogni volta che anche tu stai per rientrare arriva sempre la mazzata. Non sei stato molto fortunato fino a questo momento a Padova? Sì, diciamo che quando sono venuto qui a Padova avevo ancora un po' di problemi con pubalgia, poi avevo risolto il problema e, come ha detto, a gennaio mi sono stirato al polpaccio, ero fermo quasi 50 giorni, quindi non sono stato tanto fortunato qua, però
è calcio e capita, quindi non si può fare niente, succede, però adesso voglio rientrare più forte e speriamo che possa giocare un po' più tempo che qualche mese. Senti, l'impressione è che a Padova forse non si sia ancora visto il vero Portin, perché i miei colleghi con cui parlo di Ascoli mi dicono sempre, ma come mai, mi chiedono sempre come mai Portin non riesce a venire fuori, ad emergere, perché loro ricordano un difensore assolutamente di primissimo livello, e quell'estate che ha preceduto poi il tuo trasferimento al Padova era stata un'estate in cui tu pareva potessi addirittura finire in Serie A dopo la stagione ad Ascoli. Sì, è iniziato benissimo ad Ascoli il campionato e giocato bene. Poi a novembre 2009 sono fatto male e da quel punto lì è stato difficile. Poi quando mi sono venuto qui a Padova non ho giocato tantissimo, è sempre difficile quando non si gioca spesso. Quindi diciamo che ancora non abbiamo visto il miglior portiere. L'anno scorso, tra l'altro, nella seconda parte della stagione, in qualche modo Dal Canto aveva fatto capire di avere altre idee per quanto riguarda la difesa e ti aveva spesso e volentieri escluso, preferendoti Cesar. Volevo domandarti, quest'estate avevi mai pensato di lasciare Padova, visto e considerato che era rimasto Dal Canto, che Dal Canto aveva anche fatto determinate considerazioni e ha anche una propria gerarchia? Tu hai pensato magari a trovare un'altra sistemazione, anche perché qualche voce era uscita nel corso dell'estate? No, io anche dopo il campionato l'anno scorso volevo restare qua, perché mi sono trovato bene qua, anche se non ho giocato tantissimo. Però la squadra ha fatto benissimo Dal Canto l'anno scorso, quindi quando la squadra non perde non si cambia in difesa. Però per quest'estate ho fatto bene in ritiro e mi trovo bene qua. Ho anche risolto il pubalgia qua, quindi devo ringraziare la società per questa e i medici, perché adesso sto bene con pubalgia e se non venisse qui non so se stavo bene neanche oggi. Tra l'altro hai anche in qualche modo un po' perso il treno della nazionale, considerati tutti gli infortuni che hai avuto temporaneamente. Magari si spera che tu, tornando a giocare, potresti anche riuscire a riagguantarlo. Sì, 3-4 volte ho dovuto dire no al nazionale, quindi per questo mi dispiace, però come ho detto prima è calcio e capita. Totò, vogliamo parlare di quel trasferimento al Cittadella che si è concretizzato un po' fra lo stupore generale, perché è stata un'estate particolare. La tua, hai fatto tutto il ritiro estivo con il Padova, poi sei sceso con i tuoi compagni da Folgaria, e quando è arrivato il momento di entrare nel vivo del mercato tra il 10 e il 15 di agosto sono cominciate a circolare alcune voci sulla possibilità, insomma, che potesse esserci un approdo al Cittadella. Poi cosa è successo? Ma diciamo che stavamo cercando una soluzione, ma parlando col procuratore avevamo deciso di aspettare fino all'ultimo per trovare una soluzione in B. Quella del Cittadella è saltata un po' fuori negli ultimi 20 giorni, ma c'è stata una parola tra il direttore e il mio procuratore, dove il procuratore mi ha detto che erano intenzionati a fare l'operazione, quindi in quel momento era forse l'unica soluzione concreta che avevamo. E niente, poi dopo Ferragosto ho fatto il ritiro, poi purtroppo mi sono infortunato. E niente, ma stavamo sempre con l'orecchio teso. Con l'orecchio, bravo. E niente, poi dopo
Marchetti ha chiamato il procuratore dicendogli che l'operazione si poteva fare. A me piaceva come soluzione, niente, si è fatto in 4-4-8. Buonasera all'inviato di Sky Sport, opinionista Stefano Nava, che a Padova conoscono bene, vero Stefano? Perché tu hai giocato una stagione anche qua, sia pure una stagione un po' sfortunata, però te lo ricordi ancora a Padova? Buonasera Stefano. Buonasera a tutti. Certo che mi ricordo Padova non solo per i miei impegni sportivi, ma anche perché la mia famiglia è di quelle zone, quindi sono molto attaccato a quella terra, visceralmente. Senti, tu hai commentato assieme a Daniele Barone Pescara Padova. Ci sono state, Stefano, interpretazioni contrastanti su quello che è stato il verdetto del campo allo Stadio Adriatico. C'è chi ha parlato di una vittoria buttata del Pescara che avrebbe meritato i 3 punti, c'è chi invece ha cercato di sottolineare anche la caparbietà del Padova, che sia pure in una giornata dove, soprattutto nel secondo tempo, non ha fatto vedere granché, alla fine è riuscita a rimanere aggrappata alla partita e arrivare al pareggio colto su quel tiro deviato di Trevisan che ha regalato appunto l'1-1. Tu che cosa ne pensi a distanza di 2 giorni, magari un po' dopo aver rivisto questa partita e anche quelli che sono stati i momenti salienti? Ma guarda, si parte dal presupposto che il Pescara praticamente aveva sempre fatto bene in casa ed era un rullo compressore. Dall'altra parte troviamo un Padova che fuori casa non riusciva ad esprimere tutto il suo potenziale, quindi una situazione un po' disagevole, se vogliamo. Detto questo, il Pescara per ritmo, per continuità ha espresso sicuramente qualcosa più del Padova, però tutto sommato per quello che ha risposto, per come ha risposto il Padova nel corso della partita, per grande organizzazione, per equilibrio, per situazioni anche discretamente pericolose, io credo che in qualche modo abbia meritato il pareggio. Rimane l'amaro in bocca perché questo pareggio è arrivato proprio all'ultimo secondo, quindi lascia quel sapore di vittoria sfumata per il Pescara e ovviamente grande fortuna per il Padova. Però se questo gol fosse arrivato in una situazione precedente sicuramente avremmo parlato di un pareggio equo, di una partita equilibrata. Rimane negli occhi naturalmente una prestazione leggermente superiore del Pescara, perché giocava in casa, perché aveva i favori del pronostico, perché aveva il pubblico e perché si esprimeva con maggiore limpidezza. Il Padova invece ha fatto la sua partita. Io ho avuto modo di confrontarmi con l'allenatore del Padova dopo la partita per un brevissimo istante ed entrambi ci siamo trovati concordi nel sottolineare la bravura del Padova, che è scesa in campo con personalità, seppur portandosi dietro delle scorie di trasferta, però le ha superate, è rimasta estremamente compatta, equilibrata, precisa in difesa, che questo è un punto importante contro il Pescara. Non ha concesso moltissimo come concedono le squadre del Pescara, quindi trovo la giornata di sabato estremamente positiva per quelle che sono le risposte che ci si aspettava. Senti, tu conosci anche l'ambiente padovano, avendolo vissuto in una stagione che poi è terminata con la retrocessione dalla Serie A e fino alla Serie B, ed è stato anche l'ultimo anno, Stefano, in cui questa piazza ha vissuto il grandissimo calcio. Tu, per quel che riguarda quello che hai visto in queste settimane, la campagna acquisti fatta, la volontà della società di intervenire anche a gennaio, vedi il Padova all'altezza di una promozione per quello che si sta vedendo da questo campionato? Ma il discorso si può leggere in diversi aspetti. Ci sono delle squadre che sono oggettivamente superiori ad altre per organico, ma questo non comporta la matematica promozione. Ce ne sono altre che magari sono più in difficoltà dal punto di vista dell'organico, per lo meno assortite, e invece stanno facendo molto molto meglio e possono rappresentare le sorprese. Le promozioni arrivano non solo dalla grande qualità dei giocatori,
ma da quello che riescono ad esprimere i giocatori in campo, dalla funzionalità di questi giocatori che magari possono essere anche non di grande nome. Il campionato di Serie B è veramente difficile, serve compattezza, serve equilibrio, serve un'ottima guida e serve anche quel pizzico di fortuna che è necessario per vincere i campionati. È evidente che la Sampdoria sia più forte delle altre, ma non sta riuscendo a dimostrarlo, come è evidente che il Sassuolo è una società meno attrezzata dal punto di vista dell'organico, ma si sta rivelando veramente una sorpresa. Quindi secondo me il Padova ha questi requisiti di cui parla: una società discretamente solida, se non solida, una squadra che ha un bel mix fra giocatori esperti e ragazzi che hanno fame, che hanno voglia di imporsi, una ottima guida come ha dimostrato di essere in Alessandro Galcanto, ed è tutto funzionale ad un progetto che potrebbe essere vincente. Da qui, se mi chiedete, il Padova avrà fortuna per arrivare all'obiettivo, e questo è tutto da vedere. La fortuna si cerca col sacrificio e col grande lavoro, ma mi sembra che siano delle componenti che fanno parte di questo progetto. Queste. Senti, un'ultima cosa prima di salutarti, Stefano, cosa ricordi di quell'anno a Padova, di una squadra che ha lottato forse a armi impari contro diciamo autentiche corazzate? Io ricordo quell'anno, fu il mio primo anno di lavoro, ero un ragazzino e comunque insomma ricordo trasferte anche impegnative a Milano, a Parma, giocate, perse, però giocate aggrappati alla partita fino all'ultimo. Avevamo tanto cuore, io personalmente non la ricordo bene perché è segnato praticamente la mia difficoltà dal punto di vista fisico. Io ero arrivato dal Milan già infortunato con uno strappo, io muscolarmente ero particolarmente fragile, non sono riuscito a dare il contributo che speravo di poter dare alla causa. La squadra aveva cuore, aveva voglia, aveva anche qualche buona individualità, c'erano discreti problemi societari che mi hanno insegnato che quando si vogliono raggiungere gli obiettivi è vero che i giocatori e lo staff sono indispensabili, ma è altrettanto vero, se non più importante, che ci sia una società solida che tracci la linea giusta. Ecco, alcune cose in quell'anno sono mancate, la fortuna non ci ha accompagnato e da lì insomma è arrivato quello che è arrivato purtroppo, sia personalmente che come squadra. Stefano, ti ringraziamo molto e ti auguriamo una buona serata, risentirci alle prossime occasioni. Sì, vi ringrazio molto, in bocca al lupo e buon lavoro, grazie. Grazie a Stefano Nava, opinionista di Sky Sport, ex difensore del Padova. Totò, tu hai vissuto Padova per tanti anni, anche nei momenti più bui, e poi con quella promozione incredibile culminata a Busto Arsizio. Dov'è che secondo te si è rotto qualcosa nella tua avventura padovana? Bella domanda, Beh, diciamo che ho vissuto 4 anni di alti e bassi qui a Padova. Cosa si è rotto? Non lo so. L'anno scorso è stata un'annata un po' particolare per tante cose, per tanti motivi, li hai elencati tu. La società ha deciso di puntare su altri giocatori e, come ho sempre detto, non sono un testardo che voglio andare a sbattere contro il muro. La società ha deciso di cambiare, io ho valutato alcune situazioni, alla fine mi sono spostato. È normale che rimane grande rammarico di non far parte di un progetto importante come quello che c'è qui a Padova e niente, guardiamo le cose belle che mi sono successe qui in questi 4 anni. Adesso il mio presente, il mio futuro è Cittadella. Senti, tornando indietro e guardando tutta la tua esperienza padovana, perché era un po' che non si parlava con te proprio a cuore aperto, perché tu avevi lasciato Padova proprio negli ultimi giorni di mercato, e ricordo però con grande piacere anche quello che è stata la reazione della gente, perché nonostante il trasferimento a Cittadella, molti, la stragrande maggioranza, anziché tra virgolette bollarti come traditore come era successo con Ardemagni, anzi ti hanno detto in bocca al lupo, ti hanno fatto pacche sulle spalle, comunque manifestazioni di grande affetto.
Certo. Volevo domandarti, guardando tutti e 4 gli anni passati a Padova, il momento più alto della tua esperienza padovana è quello più buio che vorresti cancellare? Beh, la prima domanda che mi hai fatto, no, vabbè, per quanto riguarda sì, ho avuto tanti messaggi e tanti in bocca al lupo da parte di tantissima gente. Come hai detto tu, c'è sempre stato grande affetto nei miei confronti, e questo veramente ne sono orgoglioso. E io a questa gente, a questi tifosi comunque, non mi aspetto più niente, perché secondo me già mi hanno dato tanto. Infatti nei momenti di difficoltà tante volte mi aggrappavo a loro, perché comunque sentivo l'affetto nei miei confronti quando mettevo piede in campo. E niente, per quanto riguarda il momento più importante, sicuramente la promozione, sì, l'anno della promozione, più che l'anno, gli ultimi 4 mesi forse, perché all'inizio anche avevo avuto delle difficoltà. E poi tutta l'annata della Serie B, che comunque ho fatto un buon campionato, e forse potevo fare qualcosina in più, ma alla fine sono arrivato veramente cotto. Infatti mi sono ritrovato a Cesenatico con mio amico Portin a curarmi la pubalgia, e questo è stato l'handicap che mi ha portato a perdere un po' di tempo e tanta serenità nell'anno successivo, che poi comunque quando è arrivato Calori ho fatto fatica, anche perché bisogna anche dire che avevamo un reparto offensivo che in quel momento funzionava, era un qualcosa di importante. C'era Davide che faceva con la raffica, Di Gennaro che stava alla grande, Vantaggiato che iniziava a star bene, quindi giustamente stavo fuori. Il momento più basso, poi la seconda parte della domanda, il momento peggiore, quello in cui hai detto qui è finita, devo andarmene. Beh, il momento peggiore da gennaio in poi, quando veramente sono entrato in questo tunnel che non ne sono uscito più. No, assolutamente. Anche se poi comunque alla fine il mister Dal Canto mi ha dato qualche possibilità, anche perché comunque negli ultimi mesi stavo iniziando un'altra volta a star bene, a ritrovare la forma. Ti interrompo un attimo, saluto in collegamento telefonico l'allenatore del Grosseto, Giuseppe Giannini. Buonasera Giuseppe. Salve, buonasera. Grazie del tuo intervento. Sei reduce da una domenica, definiamola così, particolare, perché non capita tutti i giorni, per fortuna dico, per un allenatore prendere 5 gol in mezz'ora. È stata veramente una giornata da dimenticare, da incubo contro il Varese. No, io no, perché c'è stata una partita ieri, no, assolutamente. Non c'eravamo noi. Ti sei fermato a Nocera? Sì. Abbiamo fatto ieri, noi abbiamo fatto allenamento, non c'era partita. A parte la battuta, è chiaro che sto scherzando, però dobbiamo guardare avanti. In effetti è la verità, insomma, non siamo scesi in campo e dopo 15-20 minuti eravamo già a 3